Io sono Matti Romera che vi parla e oggi sono qui insieme a Franci Forever. Ciao. Oggi siamo qui per fare il mio primo tutorial su come registrare il vostro dispositivo Android. Già vi dico che dovete avere i permessi di root ed è molto facile, poi vi farò vedere in un altro tutorial come averli. Vi dico già che è molto semplice, basta un'app, ma poi c'è bisogno di un'altra app per vedere se il vostro root è stato veramente scaricato. Vabbè, questo non interessa a noi oggi. Come prima cosa dovete installare Aptoide, dovete andare prima su internet e scrivere proprio Aptoide, Aptoide. Se mi sentite un po' la voce così è perché sono raffreddato. Anche lei. Allora, mettete il primo home Aptoide, scusate, e vi uscirà questo qui. Voi dovrete mettere installare Aptoide. Così vi installerete Aptoide. Poi qua potete anche installarlo direttamente da qua i giochi, ma vabbè. Comunque, una volta installato, prima di installarlo non potrete installarlo perché dovete fare una cosa molto importante: andare su impostazioni. Questo è molto importante, non ve lo dimenticate, se no non potete né scaricare Aptoide e né altre cose. Allora, andate su sicurezza e mettete sorgenti sconosciute, mettete ok e consenti l'installazione delle applicazioni non provenienti dal market. In questo caso io tengo l'App Store. Allora, una volta installato Aptoide, dovrete scaricare ForShared Pro. Ve lo consiglio perché scarica molte più cose di quello ForShared gratis. E questa applicazione potete anche installare tantissimi giochi a pagamento, ma alcuni vi chiederanno delle cose che potete soltanto avere pagando, oppure dovete scaricare delle cose sul PC e poi passarle sul vostro telefono, tablet e tutto. Ok, una volta scaricato dovrete registrarvi, potete fare anche un account tipo nome, potete anche mettere una faccina sorridente, non vi diranno proprio niente, però quello che uso io è libero, poi non so se funziona anche a voi, ma quello ve lo dovrete vedere voi. Scusate. Allora, poi mettete SCR, basta soltanto queste 3 letterine che ve lo cercherà. Andate giù. Quando troverete SCR Pro 0.14.3 Full Premium.apk lo installerete, voi mettete scarica e io metto a nulla, poi dovrete aspettare, una volta che si è scaricato uscirà una schermata, voi mettete ok per installare e si installerà, poi basterà mettere fatto, ma questo è pure un procedimento che dovete fare per Aptoide, quindi non vi dovete proprio preoccupare perché è pure molto semplice. Comunque, questo video finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel pollicione in su per la prima puntata del tutorial. Se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!